La sera del 10 novembre in molte zone del Veneto c'era la tradizione di incontrarsi tra i ragazzi del paese, organizzare delle squadre e andare a bussare alle porte dei negozi e alle porte delle case di conoscenti per chiedere delle offerte o dei prodotti alimentari in regalo. Era la cosiddetta Questua di San Martino, che a tutt'oggi è una tradizione che ormai non viene più praticata se non in qualche parte della provincia di Venezia. La tradizione di San Martino però è sempre, o meglio la figura di San Martino però è sempre ricordata perché l'11 di novembre rappresenta una data importante in quanto si rinnovavano i contratti agrari e c'era anche lo stacco, il cambio per i fittavoli dell'azienda agricola, tant'è che vigeva il detto che a San Martino se cambia stalla. La leggenda poi di San Martino continua ad avere sempre una serie di fedeli, di affezionati legati a questa figura. Infatti c'è ancora l'abitudine di ritrovarsi per la sera di San Martino a mangiare le castagne e il vino novello. Infatti c'è un famoso detto che dice: a San Martin ogni mosto diventa vin. Però San Martino continua, infatti sono note diverse leggende legate alla figura di questo santo, che è San Martino di Tours. Infatti la leggenda più nota è quella legata al mantello donato al mendicante in una mattina di pioggia e di gran freddo, da cui ne deriva anche l'estate di San Martino, quindi l'apertura del bel tempo, 2 o 3 giornate di sole in mezzo alla stagione piovosa o nebbiosa che può essere quella del mese di novembre. Ma le leggende di San Martino non finiscono qua, infatti c'è anche la leggenda legata all'utilizzo dell'oca per San Martino, nata dal fatto che pare che Martino si volesse nascondere per non essere nominato vescovo. Martino quindi si va a nascondere in una fattoria, ma cosa succede? Lo starnassare delle oche mette in evidenza la sua presenza. Ecco che quindi Martino viene scovato e poi nel tempo verrà anche nominato vescovo. Da qui però c'è l'uso di mangiare l'oca a San Martino, quasi una vendetta. Voi invece conoscete qualche altra leggenda dedicata a San Martino? Se sì, vi chiedo di scriverlo qua sotto.